Come vedete Suboi inizialmente con il suo passo cadenzato dà un particolare ritmo ai campanacci e poi genera scompiglio tra la gente, si scaglia contro il Merdù, il suo padrone domatore, che con il bastone su Mazzuccu oppure la fune Sassocca cerca di riportarlo all'ordine. E a questo punto al centro della rappresentazione entra Sapironzana, una figura tutta vestita di nero, deforme, inquietante, che si muove all'interno del corteo. Questa figura nera che fila la lana col fuso e minaccia di spezzare il filo della vita e simbolicamente mette in evidenza la fragilità della vita omnivoro. La maschera che nasce ovviamente da un lavoro attento di ricerca, ma che ha anche documenti importanti che ne attestano l'esistenza in momenti lontani da noi. Ed è una presenza secolare quella della maschera oranese. C'è uno scritto di Bonaventura Licheri, datato 1772, che nel testo cita appunto e descrive Subundu in occasione della festa di Sant'Antonio. Assistiamo alla rappresentazione di Orani. Area Onnestu valorizza le tradizioni del centro più alto dell'isola, roccaforte di identità. Le maschere provenienti dal carnevale fonnese propongono travestimenti traslati dal mondo animale a significare il bagaglio e la ricchezza di cui un uomo può disporre per essere considerato un valente. Eccoli qua. Come vedete l'azione è improvvisa, a scapito della folla, caratterizza proprio quella che è l'esibizione delle maschere fonnesi che mettono presenti nella costante situazione di trovarsi un riparo dalle loro incursioni.